Il ragazzo ha parlato, ha comunque reso la sua versione dei fatti, si sente estraneo alle circostanze perché anche dai video risulta che lui si è allontanato dopo un primo approccio che c'era stato. A parlare la legale di Angelo Ozuna, il 18enne di Treviso accusato con Toluwaloyu Ade Meclinsfual di 19 anni, studente del Giorgi residente a Ponte di Piave, e un quindicenne trevigiano dell'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, aggredito con coltelli e bottiglie rotte la sera del 12 dicembre in via Castelmenardo, pieno centro di Treviso. Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Carlo Colombo, iniziato alle 9:30 e durato per oltre 2 ore, dove separatamente i due maggiorenni hanno raccontato la loro verità. Che per Ozuna, operaio edile, è la completa estraneità sia sui fatti che per il mondo della droga, dove sarebbe maturato il regolamento di conti. La sua versione è proprio, cioè lui nega, cioè, l'accoltellamento, ma proprio anche lui quando se n'è andato via, ma risulta dai video, il ragazzo Favaretto era in piedi, parlava con le ragazze e poi non sa perché poi lui è fuggito. Lo hanno trovato che era a Cremona, che stava facendo dei lavori con delle impalcature, quindi lo ha proprio riferito. Io dovevo essere pulito, perciò non ero interessato. Ozuna davanti al giudice ha spiegato così la sua presenza sul luogo dell'accoltellamento. Come mai si è trovato là? Ci sono degli amici, erano un gruppo di amici, ma non c'erano una riunione. Ma non conosce l'altro ragazzo che adesso è qui dentro No, beh, si conoscono perché erano lì tutti assieme, ma e anche il minorenne. credo di sì. Anche la presenza di un coltello viene smentita dal giovane operaio italiano di seconda generazione. Lui nega il coltello, cioè c'erano le bottiglie, è scioccato, è sconvolto il ragazzo, proprio la vede una cosa più grande di lui. Per loro il carcere è già stato convalidato, ma dopo questi interrogatori i difensori puntano a provvedimenti più lievi. La convalida d'arresto c'è già stata, qui abbiamo fatto l'interrogatorio di garanzia e ora valuteremo un riesame ove non ci dovesse essere una modifica della misura che comunque è stata richiesta, quantomeno gli arresti domiciliari. Intanto non risponde nessuno in casa di Francesco Favaretto in questa palazzina di via Toscana Monigo. Mamma Monica è stata accolta da alcuni parenti e oggi con questo messaggio ha chiesto di ricordarlo nella sua parte migliore, con immagini e preghiere. Ora si sta preparando per il funerale del giovane che si terrà molto probabilmente dopo Natale e prima di Capodanno, sicuramente dopo che il medico legale nominato dalla procura avrà compiuto tutti gli esami del caso.